Oggi voglio parlarvi di un argomento che riguarda tutti noi, anche se spesso lo evitiamo o lo rinviamo, è il testamento. Il testamento, molti pensano che sia un documento che riguarda solamente chi ha grandi patrimoni o complicato. In realtà è un documento che serve a regolamentare i nostri beni quando noi non ci saremo più. Il testamento è un atto d'amore per i nostri cari che può evitare problemi futuri e anche può portare a un risparmio fiscale. Ci sono tre tipi di testamento: il testamento olografo, che è quello scritto interamente a mano dal testatore con la data e la sottoscrizione. Mi raccomando, a mano, non al computer. Poi c'è il testamento pubblico, che lo scrive il notaio davanti a due testimoni. In questo caso siamo tranquilli riguardo la legalità del contenuto e anche la capacità di colui che lo sottoscrive. Quello segreto, poco usato, una busta sigillata consegnata al notaio. Può essere revocato in qualsiasi momento e sappiamo che la legge riserva ad alcune persone una quota del nostro patrimonio. La quota di legittima. Questa è riservata ai figli, al coniuge, anche al coniuge separato e agli ascendenti. Quando fare testamento? Subito, perché del domani non v'è certezza. Sono l'avvocato Roberta Bevilacqua Doria e per maggiori informazioni mi trovate presso Lupi in via Domenico Turazza 48 nella nuova sede.